Aldeno-Azzurra, pareggio molto divertente, utile ma non troppo ai giallorossi. Nei primi 20 minuti le due squadre si studiano, ma l'Aldeno fatica a rendersi pericoloso. I giallorossi riescono un po' a sorpresa a trovare il vantaggio al 21esimo con Bob Massar che sorprende Creti con un tiro che colpisce la traversa. L'Azzurra reagisce ma crea solo un paio di pericoli con Pontalti. Nella ripresa le squadre non affondano, ma Bertoldi pareggia in conto il 64esimo con un tiro all'angolino. A 10 dalla fine Bob Massar la mette all'incrocio e porta di nuovo avanti l'Aldeno, ma poco dopo Pontalti pareggia. L'Azzurra non vince, termina 2-2. Cristore Montebaldo, vittoria a sorpresa per i giallorossi. La vittoria è meritata dalla formazione di casa che nel primo tempo approccia bene la partita e sfiora il gol con De Carli. Poco dopo però la Montebaldo segna il vantaggio alla mezz'ora, quando Giacomolli serve l'assist per la testa di Zeni. La Cristorea pari in giornata e al 60esimo Rama pareggia con un tiro dal limite dell'area. Passano 3 minuti che Mazzurana è costretto al fallo su Teferici in area. Dal dischetto Rama non fallisce. Nel finale gli ospiti cercano il pareggio con Canali ma il tiro colpisce il palo esterno. Termina 2-1. Dolasiana TNT Montepeller, seconda vittoria in campionato per la Dolasiana. La partita è condizionata dal vento, ma in generale le due formazioni non offrono un bello spettacolo. Al 23esimo il match si sblocca, quando un Zaduo dal limite beffa con una traiettoria strana Giovannini. Nella ripresa la TNT si chiude al cospetto di una Dolasiana in giornata e al 61esimo il match si chiude. Merci conquista palla ai 25 metri, ne scarta 2, entra in area di sinistra e la mette sul secondo palo. Partita ottima della Dolasiana, male la TNT che perde un punto di margine sul play-out, finisce 2-0. Sacco San Giorgio Garibaldina. Non perde un colpo la Garibaldina, brava ma anche fortunata in questa partita. La prima frazione è equilibrata, con Tonuzzi e Tommaso Moser che si provano per primi. I giallorossi passano in vantaggio la mezz'ora con un tiro cross di Ganz. A inizio ripresa però il Sacco trova il pareggio con Tonuzzi da fuori area. Passano pochi minuti che Moser riporta avanti gli ospiti di testa dopo l'assist di Collarci. Nel finale entra Xek e la partita si chiude. Al 90esimo salta 2 avversari e segna. Poco dopo scambia con il giovane Pedrone e segna di pallonetto. Termina 1-4. Spormaggiore Volano. Torna alla vittoria la formazione giallorossa che passa in vantaggio già al quinto con Stoker. I biancorossi reagiscono e creano alcune occasioni ma non trovano il gol, a differenza dello Spormaggiore che al 40esimo raddoppia. Ancora con Stoker che salta il portiere. Un paio di minuti dopo Muollo rianima il match con un gran tiro al volo. A inizio ripresa il match viene sospeso per un'ora per l'infortunio drammatico di Stinger. Ancora scioccato il Volano riprende il match con poca lucidità e incassa il terzo gol all'80esimo, firmato da Cristan. Tanti auguri a Stinger e al Volano. Vince lo Spormaggiore per 3-1. Trambileno-Leno, vittoria nel derby per i neri che salgono al terzo posto. L'avvio è scoppiettante con diverse occasioni da ambo le parti, ma alla meglio la Leno che segna con Michele Pezzato all'11esimo. I verdi reagiscono subito e pareggiano 10 minuti dopo con Alvarado. Il match continua a regalare emozioni, 6 minuti dopo Romani raccoglie un lancio da 3/4 in fila Villa. Nella ripresa giocano meglio i locali, che continuano la pressione fino al gol di Gallo al 73esimo. Ma la Leno ancora è grandissimo, all'87esimo Todeschi sfrutta un'uscita errata di Villa. Niente da fare per la Trambileno, finisce 2-3. Valpeio Marco, vittoria importante per il Marco che inguaglia il Valpeio. Il match non è favorito dalle condizioni atmosferiche decisamente negative per regalare spettacolo al pubblico. La partita è decisa nella prima metà di gara. Stefano Bernardi raccoglie un passaggio smarcante di Pascotto che è bravo a trafiggere Carolli in diagonale. Nella ripresa la partita continua su ritmi blandi e il Valpeio ha una sola grossa occasione, che Stablum spara alta tu per tu con Candioli. Federico Bernardi prova invece a chiudere la partita ma Carolli para bene. Partita piuttosto noiosa, conclusa con la vittoria del Marco per 0-1.